l'appello dell'amico a questo punto è superfluo, avendoci chiarito quello che il PM voleva chiarire il maresciallo. Chiedo di sentire la madre di Pettini Stefania, che dovrebbe chiamarsi Bonini Bruna, oggi presente. Oggi Bonini citata. Bruna, venga signora. Citata, vero? Ieri l'hanno citata. Sì. No, ma non lo faccio di quello. Foglio magico. Quindi non è nella lista. È un test di riferimento di ieri. Vabbè. Si accomodi signora. Sì. Sieda. Sì. Si attenta a non cascare però. No. Vuole leggere per cortesia? Lo legga a alta voce signora. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia disposizione, mi impegno di dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto di mia coscienza. Signora, se la sente di deporre perché la vedo piuttosto emozionata, e naturalmente è comprensibile. Sì. Ecco. Allora, per cortesia, il pubblico ministero voleva farle qualche domanda. Prego. Signora, mi rendo conto delle difficoltà che ha lei oggi di dirci qualcosa, tant'è che il PM aveva omesso di citarla come test. Ieri è venuto fuori in udienza un particolare e abbiamo necessità di sentire qualcosa da lei perché forse è la persona che ci può illuminare sul punto. Quindi ci scusiamo di averla chiamata, è indispensabile sentire qualcosa da lei. Non lo volevamo fare. Senta signora, lei ricorda qualcosa relativamente alla borsa di sua figlia, che sappiamo oggi noi fu trovata la sera di quel fatto? Lei ricorda qualcosa in proposito su questo ritrovamento innanzitutto? No, non fu trovata la sera stessa, è stata trovata dopo diversi giorni che gliel'abbiamo detto noi. Ci può spiegare meglio? Come, È sicura di questo ricordo? Sì, perché noi si è chiesto, la borsa l'avete ritrovata? Dice no, e l'hanno ritrovata dopo qualche giorno. L'hanno ritrovata chi, scusi? L'avranno trovata poliziotti e carabinieri, non lo so. Quindi lei l'ha vista dopo alcuni giorni? A me non me l'hanno fatta vedere, a me me l'hanno resa dopo 2 o 3 anni la roba della mia bambina. Allora sul ritrovamento lei sa poco? Io so poco, per non dire niente. Benissimo, allora fermiamoci qua. Quando l'ha rivista questa borsa? Dopo alcuni anni? Dopo alcuni anni. Il suo ricordo sul punto, cioè lei era a conoscenza di cosa ci poteva essere in questa borsa quando la Stefania era uscita quella sera, o il suo è una semplice presunzione? No, io non posso ricordare cosa aveva la ragazza. Dopo 20 anni cosa c'aveva la Stefania in borsa. Ha pienamente ragione. E nel momento in cui le fu resa, che se non ho capito male è a distanza di qualche anno, sì. Circa il contenuto, notò qualcosa che oggi può interessare, cioè c'era qualcosa in più, mancava qualcosa che secondo lei ci doveva essere, la cosa le fu completamente indifferente, non le destò alcuna impressione o interesse, no. Guardò bene la borsa oppure per motivi suoi? Una domanda per volta. Io Sì, ho fatto troppe domande insieme. Io non notai niente. Non c'era macchie, non c'era niente. C'era qualcosa dentro o era vuota? Ma era vuota. Vuota completamente. Quando l'hanno restituita a lei era vuota? Era vuota completamente, sì. Però le sono stati restituiti anche degli oggetti di sua figlia. Sì, è stato restituito la carta d'identità, delle fotografie, così. Ecco, cose che normalmente la ragazza teneva in borsa. Cose che normalmente teneva in borsa, sì. Questa borsa lei volendo ce l'ha ancora? Questa borsa non l'abbiamo più noi. Vabbè. No. Delle
cose di sua figlia che le sono state restituite, indipendentemente dal fatto che erano in borsa o meno, lei sa dirci oggi se manca qualcosa che invece sicuramente sua figlia aveva? Ma io penso c'aveva una catenina, degli anelli o il portafoglio, magari noi un portafoglio con pochi soldi ce li aveva la mia bambina. Questo non c'era. Cioè? L'orologio suo particolare che noi non si è trovato. Quando ci hanno reso la roba, noi non c'era questa roba dentro. Insomma, dentro la borsa oppure insieme agli Nemmeno altri. il portafoglio? Sì, no, neppure il portafoglio, no. Però la carta d'identità... Sì, la carta di identità. Allora, la sì. carta d'identità sua figlia la teneva nel portafoglio, se lo sa, ovviamente. Sì, ma in borsa Ecco. senz'altro, poi se lo teneva nel portafoglio non mi ricordo. Quindi, se non ho capito male io, mancavano i valori, per intendere. Sì, i valori, questi piccoli oggetti che poteva portare addosso. Invece i documenti sono I elencati, non documenti ci sono c'erano, sì, quando ci hanno reso la roba, ce l'hanno resa quando ci hanno reso il vestiario della Stefania. Ecco, l'ultima cosa proprio per vedere se ho capito bene. Lei comunque questa borsa l'ha rivista per la prima volta a distanza di anni. A distanza Non è di che anni. quando fu ritrovata la chiamarono, le dissero signora c'è la borsa, ci dà un'occhiata? No, assolutamente. Forse chiamarono qualche altro familiare, qualche Ma no, altro parente. assolutamente, no, Ne no, è no, sicura di Sono questo? Sicura, sì. che non chiamarono nessuno? No, non chiamarono nessuno. Ci sono altri parenti, sorelle, cugine? No, io c'ho No, della Stefania, scusi. la mia nipote, sì, La nipote, sì, non Tizia. sa se fu chiamata la nipote per caso? Ma la nipote la sarà stata chiamata, però gli oggetti non gliel'hanno fatti vedere. Sì, vabbè, ora questo lo chiederemo alla nipote sì. se è necessario. Sì. Lei su questo non sa niente di più preciso? Io non so Non ho niente, altre no. domande, grazie. No. Avvocato Santoni di parte civile. Signora, lei quindi si ricorda che a sua figlia mancava un orologio? Sì, Si ricorda più dettagliatamente che orologio era? un orologio in acciaio, In acciaio. tipo il mio, sì. E lei ha detto era un particolare. Perché era particolare o ho capito male io questo No, ho orologio? detto così in particolare, Ecco. insomma, un orologio che portava sempre, così, mi è venuto così spontaneo da dire così, non per altre cose. Le mancava poi una catenina d'argento. Una catenina d'argento, sì. I portafogli che gli mancavano, aveva un portafoglio solo sua figlia o più portafogli? Ma io mi ricordo c'aveva un piccolo portafoglio che noi non l'abbiamo ritrovato quando ci hanno reso la roba, questo sempre. Le hanno restituito, quando le hanno restituito i vestiti di sua Sì. figlia, questi vestiti come li hanno dati, signora? Questi vestiti erano semplicemente puliti, non avevano niente macchie addosso. Erano piegati in maniera particolare? Tant'è vero gli indumenti della mia bambina sono stati ritrovati sotto una pianta anche ripiegati. Così le dissero? Così mi dissero. La sì. ringrazio. Una domanda, mancava anche un indumento di sua figlia che fu ritrovato successivamente o no? Mancava un reggipetto rosso che io dopo svariati giorni ho detto la Stefania indossava un reggipetto rosso, cosa che non avevano trovato. L'hanno ritrovato dopo diversi giorni. Ma questo sarà stato tutto scritto, no? Alla volta. Certo, ma era importante ora risentirlo. Io non ho altre domande, la ringrazio, signora. Niente. La difesa? La verità, volevo dire anch'io. Avvocato fare una Colau, domanda. Signora, buongiorno. Buongiorno. Scusi, sua figlia lavorava
quando è successo l'omicidio. Sì, Aveva un lavoro suo, quindi aveva una fonte di reddito, guadagnava. Guadagnava lo stipendio che può prendere una piccola impiegata. Certo. Sì. E quindi avrebbe potuto ottenere anche qualche somma di denaro più consistente a sua insaputa? No, la Stefania no. No, la Stefania no. Si portava dietro quei piccoli soldi che gli ci volevano per andare a ballare, poi i soldi, se ci aveva un piccolo risparmio, li metteva in banca, ma poche cose, perché era pochi mesi che lavorava. Ecco, scusi. Alle dipendenze. Sì. Prego, per piccoli soldi può quantificare cosa intende per piccola somma? Ma pochi milioni, lei, era pochi mesi. No, dico quello che portava dietro come piccola somma. Ma poco, io non ricordo proprio quanto la cipolla aveva avuto, ma pochi soldi. Lei non era di solito portarsi dietro tanti soldi. Ma poterli quantificare 30, Ma non 40 mila? Non so. 20, 30 mila lire, 40, non lo so io. Beh. Alla distanza di 20 anni che vuole, come faccio a ricordare? Signora, io? grazie. Eh? Grazie signora, buongiorno, ho finito. Cara signora, Prego, avvocato Blanco. cara signora, mi scusi. Senta, lei ha detto che le hanno restituito la borsa dopo qualche anno. Dopo è vero? qualche anno. Le hanno restituito anche un pullover, si ricorda? Pullover. Un pullover bianco di sua figlia? Sì, mi pare, anche un pullover bianco, sì. E quindi le hanno detto che questo pullover si trovava nella borsa di sua figlia? No, a me mi hanno detto solo che gli indumenti della Stefania erano tutti ripiegati sotto una pianta. Io Cioè così... dove è successo questo maledetto dove è successo il fatto. Ecco. Senta signora, le volevo domandare una cosa. Lei ha detto prima che la sua bambina aveva una collanina o due collanine, qualcosa Aveva una collanina di argento. Aveva anche un crocifisso in questa collanina? Se lo ricordo? Io non credo, non me lo ricordo. Cioè sua figlia portava il crocifisso oppure no? Ma io non lo credo. Generalmente ci portava degli aggeggi, non so, così dei suoi particolari, non lo so io, ma io non sono sicura cosa ci aveva la bambina. Ecco, la collanina era rotta oppure gli hanno restituita regolarmente agganciata, era rotta? No, la catenina a me non mi hanno reso niente. Ah, non l'ha trovata? La catenina a me non me l'hanno resa. Nella catenina, nell'orologio, nel portafoglio. Non gliel'hanno resa perché non l'hanno trovata, evidentemente. Non l'avranno trovata, io comunque... No, io le domandavo soltanto questo. Io non lo so, vero? Grazie, le chiedo scusa. Niente. Senta signora, portava anche anelli sua figlia? Sì, qualche anello aveva. Le è stato restituito nulla? Ma no, anelli non è stato restituito nulla. Non no. è stato restituito? No. Lei è sicura che normalmente portava qualche anellino? Sì. Ero sicura che qualche anello portava la Stefania. Ricorda sia pure approssimativamente di che anelli si trattava? Ma anelli non di valore, piccole fascette così in argento, insomma, roba così da poco, non è che avesse degli anelli particolari. Come portavano i ragazzi? Sì, ecco. E di norma lei li portava? E di norma lei li portava, sì. Benissimo. Non ho altre domande. Possiamo licenziare? Senz'altro, Presidente. Grazie signora. Può andare. Buongiorno. Buongiorno.